Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati con noi. Quest'oggi parliamo di una questione molto importante, anche questa estremamente urgente, l'abbiamo affrontata anche in altre circostanze, ma è bene analizzarla sotto diverse prospettive, sotto diversi profili. Lo facciamo, quindi vi presento prima la nostra ospite con la dottoressa Marisa Galbusera, grazie di essere qui con noi, che è psicanalista a Padova, responsabile di Ananke Veneto, membro del consiglio di amministrazione di Ananke Villa Miralago, insegna all'Istituto Salesiano di Venezia e membra anche dell'Accademia per la formazione di Padova e della Comunità Internazionale di Psicanalisi, docente, insomma un sacco di qualifiche, eccetera. Ma la cosa che a noi interessa principalmente è proprio la sua specializzazione come psicanalista, perché il tema che affrontiamo insieme è quello dei disturbi, diciamo, dello spettro dei disturbi alimentari, che comprendono anoressia, bulimia e anche altre manifestazioni che sono anche borderline. Certo. Cercheremo di analizzarli insieme perché purtroppo l'incremento è rilevante in tutto il nostro paese, ma anche nel nostro nord-est. Tantissime ragazze, perché percentuali sono peraltro di sesso femminile, sono incappate in queste situazioni. Tanti genitori non hanno piena conoscenza, si affidano naturalmente ai professionisti, tanti puntano il dito, anche gli insegnanti, forse perché non hanno appieno contezza della cosa, contro il lockdown. Ma cerchiamo di capire cosa ci sta dietro, perché non è solo questo. Questa è stata la causa scaturente, secondo me, di una mancata resilienza di certi ragazzi, dico io, mancato adattamento, perché poi, insomma, se guardiamo anche tanto vicino, abbastanza vicino a noi oltre confine, altro che lockdown c'è. E quindi vediamo un po' che situazioni estreme. Allora, dottoressa, questi disturbi alimentari, tra l'altro, aspetti, perché dimenticavo di dire ai nostri telespettatori che è appena uscito, l'8 marzo, ce l'ho qui, il cannibale che è in noi, e qui la dice Chiara, ammalarsi e guarire da anoressia e bulimia, che è questo libro, questo manuale, perché poi tra l'altro non è neanche grossissimo, quindi è facile, è di lettura, richiede un po' di attenzione, ma è di lettura, e lettura consigliata a tutti coloro i genitori che hanno il dubbio di vivere questa situazione in famiglia, ne hanno anche la certezza. Allora, 30% circa di aumento delle persone che soffrono dei disturbi alimentari, il famoso DA, no? O dello spettro alimentare. Cosa sta succedendo? Beh, come giustamente osservava lei, il lockdown ha slatentizzato, si dice in termini, cioè fatto esplodere alcune situazioni che probabilmente erano già, come dire, avevano già delle linee di fragilità e di difficoltà. E il lockdown ha messo tutti noi in difficoltà, no? Nel senso che abbiamo visto come anche noi presunti, diciamo così, normali, facciamo finta di esserlo, durante questa fase punto A di angoscia, no? Avevamo tutti paura di morire per il virus, e punto B di reclusione, chiusi in carcere, e ci siamo un po' rifugiati in quello che potremmo chiamare un bene rifugio, no? Il cibo, che in questo periodo, ahimè, di guerra è l'oro, no? Il bene rifugio dove si va ad investire. Il cibo è qualcosa che ci conforta, che ci riscalda, che ci accoglie, che ci gratifica, e quindi un po' è la cosa buona per eccellenza, il cibo è la vita, no? Però in alcuni soggetti il cibo, che è la vita, che è qualcosa di piacevole, eccetera, eccetera, fa una specie di torsione e si trasforma nel suo contrario, cioè il cibo diventa una persecuzione per alcuni soggetti, in particolare per questi che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Quindi durante il lockdown chi era già in una situazione di diciamo così, esposizione o di fragilità ha sicuramente ulteriormente pagato lo scotto di questa stretta che abbiamo avuto a causa del Covid, e c'è stato inoltre un fortissimo peggioramento invece di quelle situazioni che stavano seguendo, noi l'abbiamo visto concretamente, un percorso di cura. C'è stato un peggioramento, queste ragazze e questi ragazzi, perché ricordiamoci che si sta aumentando, come dire, i maschi stanno cercando di raggiungere il sesso femminile. C'è un po' di fluidità, diciamo. Di fluidità, esatto. E dicevo, queste persone di solito uno dei sintomi caratteristici è l'iperattività.
Molte ragazze trascorrono quasi metà della loro giornata correndo, camminando per smaltire calorie, e il lockdown ci ha costretto per un periodo a non uscire da casa, quindi avevamo un servizio messo appositamente a disposizione online per queste patologie, chiamate di giovani davvero in difficoltà proprio perché si sentivano perseguitate dall'inattività e passavano la giornata davanti al frigorifero, oppure altre e quindi davanti al frigorifero, ma anche esposti continuamente al cibo. Il cibo era lì presente e quindi passavano per esempio la giornata a mangiare e vomitare anche 5, 6, 7 volte al giorno, anche 10. In altri casi invece dei bruschi dimagrimenti che sono stati accentuati anche. Un altro elemento che ha ulteriormente appesantito la situazione è che quando siamo costretti a restare chiusi in casa insieme agli altri familiari, evidentemente tutte le tensioni e le eventuali difficoltà vengono accentuate. In quel periodo infatti, per esempio, sono aumentate le violenze contro le donne, le violenze domestiche, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente la pandemia ha peggiorato la situazione. C'è un altro elemento ancora: queste ragazze o i ragazzi di solito hanno una difficoltà nelle relazioni sociali, no? E quindi, quindi alla base il presupposto è che non è una ragazza, un ragazzo normalissimo, che tranquillo, normale, che poi improvvisamente scatta questo meccanismo. Questo un po' per farlo capire a chi ci ascolta. No, direi di no. Dietro c'è sempre una problematica non risolta. Poi l'occasione dell'isolamento, della solitudine dovuti al lockdown, che poi può essere anche un'altra occasione, adesso non lo so, ha fatto scaturire questa manifestazione estrema, ma il problema c'era. Certo. Come dice lei. Allora, non amo molto la parola normalità, come dicevo prima, scherzandoci un po' sopra, nessuna persona normale si definirebbe mai una persona normale. Non so se mi sto spiegando con questa frase. Per dire comportamenti ordinari, sì, certo, insomma, seguono la scuola con abbastanza profitto, soliti ragazzi, insomma. Ecco, ma sottolineo questo passaggio perché queste persone di solito sono molto brave a scuola, molto precise, molto in gamba, molto intelligenti, no? Quasi sempre vediamo questo quadro di perfezione che fino al momento in cui poi non si passa e non si entra direttamente nella patologia coglie per certi versi tutti di sorpresa, no? Ecco, dottoressa, a questo proposito si innesca il meccanismo. Quando si passa, che età? Perché l'età diventa sempre più giovane, proprio per farlo capire. Allora, diciamo che l'età di insorgenza classica nella letteratura è l'adolescenza, quindi l'età che va dai 12, 11, 12 anni ai 18, 19. Però negli ultimi tempi le cose si stanno modificando e l'età di esordio si abbassa sempre più fino ad interessare addirittura bambine di 8, 9, 10 anni. Quindi in quei casi la sofferenza è ancora peggiore, ci sono bambine che non vogliono più neanche bere. 2 settimane fa sono venuti dei genitori al centro Ananche e con una ragazzina ricoverata che non voleva più assumere acqua, che pare paradossale perché di solito, voglio dire, tutti sanno che l'acqua non fa ingrassare, per capirci, uno ne può bere finché vuole. Ma da questo si vede come il disturbo e il disagio e la problematica non sia davvero la questione di ingrassare o dimagrire. C'è un oggetto esterno che diventa persecutorio, che non vuole essere messo dentro. Perfino l'acqua, che tutti sanno che non fa ingrassare, questa bambina la rifiutava. Ovviamente questo poi ha comportato una serie di disagi, soprattutto a livello renale, per cui ha dovuto essere ricoverata e in futuro sicuramente dovrà trascorrere un periodo, stiamo cercando di informarci per vedere di farla ricoverare a Villa Miralago. Ecco, questo dopo leggo il messaggio perché l'ho visto che è arrivato, ma un attimo che finiamo questo discorso, cioè di mettere dentro qualche cosa, no? Perché un po' anche il cibo, il mettere qualche cosa o il rigettare qualche cosa o l'aver paura di rigettare, insomma, che cosa rappresenta il cibo? Perché in genere è l'affettività, no?
Beh, come dicevo prima, il cibo è la cosa più buona che noi abbiamo, no? Non credo che, al di là dei gusti personali, eccetera, ma lo vediamo anche ultimamente, poi siamo diventati una società cibofilica, no? Su ogni canale troviamo il cuoco, lo chef stellato, si parla continuamente di cibo. E il cibo sicuramente dal punto di vista psichico e strutturale rappresenta la vita, l'esistenza, la possibilità di vivere. E è il primo oggetto con cui noi ci rapportiamo all'altro. Ricordiamoci, lo sappiamo tutti, quando nasciamo la prima cosa che dobbiamo imparare a fare è nutrirci, e non siamo capaci da soli, dobbiamo imparare a nutrirci. Le mamme lo sanno molto bene che quando un bambino nasce non sa neppure attaccarsi al seno. Non è vero che i bambini si attaccano automaticamente al seno, bisogna insegnarglielo, e bisogna insegnarglielo con molto tatto e molto amore. Il rapporto nostro con il cibo è un rapporto sempre complesso, proprio perché, come diceva lei, lega con tutta una dimensione che ha a che vedere con i fondamenti della nostra psiche. È una specie di matrice originaria del nostro rapporto con il mondo. Ecco perché quando ci siamo trovati angosciati e chiusi in casa a causa della pandemia, un po' tutti ci siamo attaccati a qualcosa di buono che ci consola. Il cibo diventa un elemento consolatorio, tranquillizzante, coccolante. Ecco, a questo proposito posso leggere il messaggio che è arrivato poco fa, vediamo se me lo possono mettere in... Eccolo qua. Dopo aver preso il Covid ho difficoltà a dormire, mi viene l'ansia e attacco il frigorifero. È un comportamento comune o solo mio? E poi cosa posso fare? Grazie. Beh, diciamo che attaccare il povero frigorifero non è una buona idea, e tra l'altro ecco, ovviamente è un comportamento che immagino che la mattina dopo non farà sentire tanto bene la persona che ha scritto questo messaggio, no? Non so se la farà sentire in colpa, se la farà vergognare, però presumo che questo comportamento la disturbi. Sicuramente svegliarsi la notte per mangiare, a meno che non ci sia una necessità organica per cui uno non ha mangiato a sufficienza il giorno prima, però di solito insomma non è così, non è un comportamento, come dire, che vada bene, no? È meglio dormire la notte. Quindi, però forse è per trovare tranquillità. Sì, però trovare tranquillità nel cibo non è una via d'uscita, come ci insegnano le ragazze e i ragazzi che soffrono di anoressia e bulimia. Cioè il cibo deve restare un qualcosa di buono e, come dire, che passa attraverso la convivialità, il vivere insieme. Non a caso due fidanzati la prima cosa che fanno quando si innamorano, cosa fanno? Vanno a cena insieme, no? Perché lì si passa anche tutto un simbolico, un legame. Noi stabiliamo continuamente legami tramite il cibo. Mangiare in solitudine, attaccati al frigo, invece, non è un comportamento, è un comportamento, come dire, di autoisolamento, e che sicuramente denuncia un disagio. Quindi consiglierei alla persona che ha scritto questo messaggio di valutare l'ipotesi di provare ad affrontare in una maniera diversa questi attacchi d'ansia che ha avuto da dopo il Covid, magari anche parlandone con qualcuno, uno specialista, con uno specialista, quindi un perché disagio. Il frigo non dà risposte appropriate. Esaustive. Andiamo in pubblicità, quindi disagio, attenzione, per capire quale disagio.